Meret, Kepa, Neto, Navas. Alla fine viene Sirigu. No, ma mi trovo. E siamo stati pure fortunati che non ci hanno piata a Pegolo. Ma nemmeno giunto li ha cagnato più portiere che ha mutando ultimamente. Io con te, tu con me. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superanno. Siamo qui oggi con un nuovo video e con una nuova location. Ragazzi, l'avrete capito, non sto a casa. Oggi faremo un video che vi piace tanto. Me l'avete chiesto su Instagram e colgo l'occasione, seguitemi. Vi lascio tutti i link degli altri social qui sotto in descrizione, quindi sbizzarritevi e seguitemi. La reaction alle migliori giocate di Salvatore Sirigu. Cioè ci mise 6 ore per trovare, ragazzi. Il video più lungo è di 3 minuti. L'ultima parata l'ha fatto 4 anni fa, ma già te voglio bene, Totò. Sembra cosa fatta, probabilmente sta svolgendo adesso le visite mediche, anche se guagliù secondo me già la svolta, cioè per quello che mi è arrivato a me all'orecchio, tenendo poche cataratte, a notte svisce sotto e ha paura dei mostri, però poi sta a posto. Portiere classe 87, c'ha 35 anni, non proprio giovanissimo, però comunque rientra nei canoni che possono piacermi per una serie di cose. Comunque è esperto, ragazzi, comunque ha giocato in alcune squadre importanti, la nazionale, quindi può portare quell'esperienza che manca attualmente a questo Napoli di giovani alla riscossa. Comunque Sirigu con il Napoli firmerà un contratto annuale con opzione per un'altra stagione e percepirà uno stipendio di 700.000 euro, bonus compresi. Wow, presidente, sparagna solo tu. Nel caso in cui invece il Napoli decidesse di recedere, sarà garantito un indennizzo di 100.000 euro. Si va, ma parlate italiano pure voi. Comunque ragazzi, senza perderci troppo in chiacchiere, andremo a reagire alle sue migliori parate. Ho dovuto unire due video, cioè due clip, ho preso due clip differenti, che la gita è stato un attimo difficoltoso ad andare a trovare le sue migliori parate. In ogni caso Sirigu come secondo mi può andare bene, adesso a parte gli scherzi, perché penso che venga a fare il secondo, cioè mi aspetta ancora il primo portiere, ma con calma, comunque campionato a come tra un anno vai a avremo queste migliori parate, anche perché di peggiori, ricordatelo, se vengono al Napoli ne esistono. Vai, sono pronto. Thanks to auto a rete, però quello qui, voglio, però lasciatemi dire una cosa, chi si può ottenere pure 35 anni è proprio un bell'uomo. Una volta stavo Llorente o Sirigu quando mi fa chiava tiro, mamma mia, faccio pezzi, tiene stu manone, tiene pure tu. Bella parata. Va sul primo palo. Spacci parata qua. Vranged, mio frate, centrale, però c'è. Salvatore c'è, il Salvatore del Napoli è appena arrivato. Lo vedi qua, il tiro di Piccoli. Cristiano CR7. Vabbè, a breve si rincontreranno nel Napoli. Vranged, a caghiera. E allora qui ancora contro la Juve, il derby di Torino, ancora lui, Salvatore Sirigu, aiuto. Comunque Salvatore Sirigu, a parte, belli parata, qua sotto e sotto al Milan. Comunque a parte gli scherzi, comunque Salvatore Sirigu non lo disprezzo, anzi comunque come secondo secondo me è veramente un lusso avercelo come secondo, anche se guardate che verifico, che stiamo fanno da prima, già saccio sti magagni dello Napoli, già saccio sti movimenti dello Napoli. Ci piace la parata così, ci piace la parata in bagger, oppure questo manone alla Gianni Morandi purissimo, avete spunto da Kepa. Che parata! Qui Salvatore Sirigu, ancora lui, qui la respinge, qua doppio intervento, stai facendo l'autogol con compagni suoi. Frate, ma le blocca però, cioè non ci può fare cagare tutta così a poca, che stanno comunque prima Randy Orton, Kim Kardashian e compagnia cantante, quindi sta abbastanza tranqui in difesa, però mamma mia, stai facendo la frittata, tuo difensore, sotto e sotto, ancora una volta, Salvatore detto Sirigu. Un talento, un mostro, il numero 39 più forte della storia dei portieri di calcio. Vranged. Niente, non ci piace la bloccare cosa, fa sti interventi a così e posti cagare tu palo. Caga contro Osimhen. Come ti permise? Cioè, ma come ti permise? Ne ha dato con l'Osimhen, come ti permise? Ne ha dato con lo Napoli. Allora lui.
lui tiene un problema contro Napoli, come tiene un problema contro Napoli, Salvatore? Dico sì, vero? Poi la seconda parte del video 2015-2016 oggi sono venuto a scavare, cioè ci ho messo 6 ore per mettere le clip insieme, perché chi se ne che io so quanti clip tiene, ma noi ci volimmo bene proprio per questo. Qui con David Luiz, in arte Matthew 8, che saluto, so che ci segue tanto David Luiz su questi canali, su questi schermi. 2015-2016 queste clip risalgono quindi che sui tempi del Paris Saint Germain, Siviglia, inizio Siviglia se non mi sbaglio, e niente, dopo qua ci stavo facendo vedere, ci capite, casa lu 5 Courtois, hai tu frate fai da shell, va qua applaude, addio, ma capito, tu sapevi ma si quello bello, ma qua guarda in alto, come a dire wow, ma mi sto chiamando tu anni, cioè nel senso sono proprio un Latin lover, un latrin lover. Qua c'è il 30, là c'aveva il 39, ma chissà che numeri maglia te? Ah boh, comunque avevo 30, 39. Ma che tenga a vedere. Ancora, eccola qua, la prima parata del video, è passata un anno, eccola qui ancora qua sotto e sotto Sirigu, comunque ho messo quelle là del 2015-2016 perché penso che era proprio nel clou, no? Cioè quando comunque stavo Paris Saint Germain, Pamagasa e Papagasa. Ecco qui, tiro da fuori aria, ancora lui, Salvatore Sirigu, salva il Paris Saint Germain. Uè, che burdata. Comunque, vedremo questo movimento rimane così. Dice, guarda girata pure mo. Eccolo qui, il tiro a giro. Varaschelia, para Salvatore Sirigu. Un fenomeno. Allora qui, altro tiro a giro. Mamma mia, Carmen. Capigliato, con la manuna, col destro, bella parata, bellissima. Ora qui, allora dentro Lozano, palla dentro per Varaschelia, parata da Salvatore Sirigu. Salvatore Sirigu, un talento, un fenomeno tra i pali. Ancora lui, Salvatore, detto Totore, per gli amici più stretti, Toto. In uscita, l'ha tolta dalla testa di Victor James Osimhen. E qui dice ma ta fa solo un no, cioè non ha detto proprio questo. Io sono bravo a leggere i labiali, non credo abbia detto espressamente questo. Allora qui con la manona qui di sinistro si distende, qui ma un po' di raggiro comunque tu fai, meno male che la scheda gioca con noi, che c'è non ne fai scala scopo quando tirano cheat, pigliamo 60 gol con Salvatore Sirigu. E allora qui Salvatore Sirigu si appresta ad alzare la coppa. A me che sta piace, io l'ho sempre detto, cioè se mi seguite attentamente e bene su tutti i social, seguitemi, vi lascio tutti i link in descrizione, lo sapete, a me la cosa che proprio mi fa impazzire, che mi fa proprio arrapa, è il fatto che i calciatori che acquistiamo abbiano vinto almeno una coppa, pur non, però devono aver vinto qualcosa, perché il semplice fatto che hanno vinto, il semplice fatto che hanno provato delle emozioni, ma soprattutto provato dei momenti, delle situazioni, che abbiano vissuto delle situazioni, è un valore aggiunto per la squadra. Poi metteteci che lui ha giocato in questi top club, metteteci che è un portiere comunque della nazionale, metteteci che ha tanti anni di esperienza tra i pali, secondo me come secondo portiere, ripeto, è un'ottima scelta, anche perché a come era capito con Sirigu c'è un accordo totale veramente da mesi, è il Napoli che aveva messo in ghiaccio tutto, ora si è sciolto il ghiaccio, quindi niente, speriamo bene. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace, un bel commento, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di Salvatore Sirigu e niente, noi ci becchiamo in un prossimo video e sempre forza Napoli. Ciao, come vi piace nel reaction, bastardo.